Non tramonta mai la voglia di andare in bicicletta, soprattutto oggi. Io la uso per girare in città e basta. Quando c'è da fare qualche piccola commissione. Oggi 3 giugno si festeggia la giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare i benefici sociali del suo utilizzo come mezzo di trasporto e per il tempo libero. Economica, ecologica, sostenibile, la bicicletta in città è un mezzo sempre più diffuso, un incremento notevole e certamente positivo, un vero e proprio boom, quello delle 2 ruote a pedali, al quale la pandemia che tanti danni ha fatto non è certo estranea. Il mezzo più sicuro, diciamo, in questo momento, visto che la metro, diciamo, è meglio evitarla. Se posso sì, anche prima del Covid. Qui siamo a Milano, ma in tutta Italia, anche grazie ai contributi governativi, il trend di vendita è in crescita costante. Non siamo ancora al passo con l'Olanda, ma i dati parlano chiaro. Secondo il Sole 24 Ore l'incremento è stato di oltre il 25%, con almeno 400.000 biciclette in più che circoleranno sulle ciclabili e non solo di tutta la penisola. Ci tengo parecchio perché comunque l'ho fatta aggiustare, ci metto anch'io qualcosa di mio. Adesso che sono in pensione me la sto godendo, voglio andare a fare il turista per caso. Un cambiamento della mobilità che mostra effetti positivi pressoché ovunque e con l'aumento delle bici in circolazione che procede di pari passo con l'impegno dei comuni a creare piste ciclabili e percorsi dedicati. Per fortuna è iniziata la bella stagione, per cui è ancora più piacevole, peccato per il traffico. Girare con la bicicletta è molto difficile, però con questi nuovi accorgimenti del sindaco io ad esempio sono molto contento di questo, perché mi permette di stare nel centro e farcela. Dalle biciclette passiamo alle auto da sole.